Quando milioni di anni fa nacque dalle montagne del Monginevro, iniziò lentamente a scavare la roccia, grattando le pietre e asportando l'arena ai piedi delle Alpi Graie, fino a formare la bellissima Val di Susa. Oggi, milioni di anni dopo, ha scavato per oltre 125 chilometri fino alla città di Torino, dove si è lanciato nelle acque del grande fiume Po. Non stiamo parlando di una misteriosa creatura, di un troll o di uno strano o quanto longevo minatore, ma di un fiume, la Doria Riparia. È proprio grazie alla costante erosione operata dalle acque della Doria Riparia che oggi abbiamo potuto inoltrarci nella splendida Val di Susa per visitare uno tra i suoi centri più importanti, il comune che dà il nome a tutta la Valle Alpina, la cittadella di Susa. Susa è una piccola cittadina piemontese che per millenni ha avuto il ruolo di crocevia tra i diversi itinerari transalpini fra l'Italia e la Francia. Le ridotte dimensioni di questa città, la cui superficie infatti è di appena 11 km quadrati, contrastano tuttavia con il numero abnorme di ritrovamenti monumentali romani e medievali che adornano la città in lungo e in largo. Arrivati a Susa, abbiamo parcheggiato la macchina in uno dei tanti parcheggi disponibili. Sì, hanno tutte le strisce blu, quindi preparatevi a rompere il vostro porcellino. Siamo nella Val di Susa. A Susa. A Susa. Carino, eh? Molto, molto carina. Da qui ci siamo inoltrati in un labirinto di viuzze che ci hanno condotto alla meravigliosa Cattedrale di San Giusto. La cattedrale di San Giusto venne edificata nell'XI secolo su ordine di Olderico Manfredi II, marchese di Torino e di Susa, proprio dove sorgeva un'antica chiesa paleocristiana. Nata come abbazia benedettina, la cattedrale di San Giusto venne costruita in stile romanico, subendo prima nel XII e poi nel XV secolo alcuni lavori di ampliamento e restaurazione che gli conferiscono l'aspetto che tutt'oggi ancora possiamo apprezzare. Quando negli anni 70 del Settecento Susa divenne sede vescovile, l'abbazia, ormai priva delle sue funzioni monastiche, venne elevata appunto a cattedrale. Proprio a fianco della cattedrale di San Giusto è possibile apprezzare uno dei monumenti simbolo della città di Susa, la Porta Savoia. Porta Savoia, edificata nel II secolo d.C., è uno tra gli esempi più affascinanti di architettura romana militare in tutta la Val di Susa. Essa si compone di due grandi torri cilindriche e un interturrio, o parte centrale, che una volta doveva essere munita di solai in legno, che ne scandivano i vari livelli. Le due torri però, per quanto imponenti, una volta dovevano essere ancora più maestose. Tra il XVIII e il XIX secolo, infatti, le due torri subirono diversi interventi, volti ad abbassarne l'altezza, l'ultimo dei quali fu deciso da Napoleone stesso. La porta, chiamata anche la Porta del Paradiso, A causa della vicina collocazione del cimitero della cattedrale di San Giusto, deve il suo nome alla regione transalpina, verso cui dà accesso tramite il colle del Moncenisio, la regione di Savoia appunto. Questa sua funzione, che veniva esplicata da una saracinesca che veniva chiusa al calar del sole,
ne faceva la porta più importante per Susa in epoca medievale, dando accesso alla via Francigena e a tutta l'Europa del Nord, tramite la Francia e la Germania. Superata Porta Savoia, si accede al Parco di Augusto, il piccolo ma pulsante cuore verde della città di Susa. Il parco, situato proprio nell'area in cui un tempo sorgeva l'antico foro romano di Susa, prende il nome di Parco di Augusto, proprio perché ospita, oltre a numerosi reperti e resti di epoca romana, una copia della statua dedicata all'imperatore Augusto. L'originale è conservato nei Musei Vaticani. Ma oltre a questo, nel Parco di Augusto avrete modo di vedere alberi e piante provenienti da ogni parte del mondo. Il Parco di Augusto è, inoltre, una tappa da non perdere qualora si voglia visitare uno tra i più antichi archi ancora conservati dell'antica Roma, l'Arco di Augusto. L'arco fu costruito tra il IX e l'VIII secolo a.C. su ordine di Marco Giulio Cozio, figlio del re Donno e prefetto delle 14 popolazioni che costituivano il regno dei Cozi, antiche popolazioni celto-liguri che si erano stanziate intorno al 500 a.C. in Val di Susa. L'arco, infatti, dedicato proprio all'imperatore romano Ottaviano Augusto, fu fatto costruire per suggellare il patto di alleanza con Roma, un'alleanza che lo stesso Giulio Cesare aveva già stabilito con Donno. Alto quasi 9 metri e largo 6, l'Arco di Augusto fu costruito in marmo bianco di Foresto, un piccolo paese poco distante da Susa, in stile classico. Le forme eleganti e armoniose, infatti, hanno suggerito che l'architetto che se ne occupò dovesse conoscere molto bene i testi del grande architetto augusteo Vitruvio. Di pregevole fattura, inoltre, è il fregio che orna tutti e 4 i lati dell'arco e che illustra passo passo le cerimonie che andarono a tenersi per suggellare il patto stretto tra Augusto e Cozio. Superato l'Arco di Augusto, la nostra visita si è conclusa su una bellissima panchina dalla quale si poteva vedere tutta la città di Susa, proprio all'ombra dell'imponente acquedotto romano.